Dottor Ghezzi, allora Infocamere è il cervello elettronico informatico delle camere di commercio. Come i vostri dati e l'analisi di questi può aiutare le forze dell'ordine concretamente a sventare le infiltrazioni mafiose o comunque a monitorare anche quanto accade? Ma il registro delle imprese è sempre stata una delle prime fonti in cui le forze dell'ordine hanno avuto accesso per poter andare a contrastare l'illegalità che ormai sappiamo essere basata sulle imprese, sull'economia e sulla finanza. E quindi oggi con la grande evoluzione tecnologica che c'è stata nell'utilizzo degli strumenti digitali, pensate agli analytics, no? È possibile ad esempio vedere, come abbiamo cercato di far vedere oggi, il registro delle imprese che è composto da oltre 5 milioni di imprese, vedendole dall'alto, no? Quindi studiando il fenomeno non puntualmente, cosa che è sempre stata possibile ormai già da un po' di tempo, ma andando ad analizzare i fenomeni. I fenomeni che abbiamo visto con gli esempi concreti che hanno portato ad esempio il procuratore o anche i prefetti. Oggi ci sono imprese a vita breve, quindi che hanno una vita troppo breve per non lasciare qualche sospetto, oppure imprese il cui legali rappresentanti hanno o età o troppo giovani o troppo anziani, oppure altri casi in cui c'è una concentrazione di cariche. Ecco, tutti questi filtri che le forze dell'ordine ci hanno fatto inserire, no, nei meccanismi e negli algoritmi, oggi permettono in tempo reale di vedere cosa sta succedendo in un territorio in questo momento, in un settore come può essere quello delle costruzioni, del turismo, del commercio, in qualsiasi, e molte forze dell'ordine stanno sfruttando molto molto bene questi strumenti. Ecco, parlava prima di tecnologie all'avanguardia, c'è anche l'intelligenza artificiale che in qualche modo vi dà delle proiezioni, vi aiuta. Sì, ad esempio è stato fatto l'analisi di tutte, diciamo, le imprese che avevano ingiudicato, quindi erano già stati giudicate dal tribunale come mafiose, e siamo andati a guardare tutti i bilanci degli anni precedenti di queste imprese per capire se era possibile accorgersene prima, se queste imprese stavano avendo ad esempio comportamenti economici non corretti. Chiaramente i primi indicatori sono imprese che ad esempio hanno fatturato ma non costi o viceversa. Ecco, in una buona percentuale di casi si poteva prevedere, e quindi ora stiamo cercando di capire insieme ovviamente al mondo della ricerca quando questi fenomeni possono appunto dare delle simulazioni abbastanza vicine, e poi chiaramente il mestiere di andare a fare controlli è assolutamente delle forze dell'ordine e non delle camere di commercio.